Bene, vi parlerò della teoria dell'entropia, che è l'ambito in cui svolgo principalmente la mia ricerca da 15 anni a questa parte, e intuitivamente l'entropia è un numero che si associa a un sistema dinamico per misurarne il caos. Parto dalla fisica, visto che è la disciplina principale di questa conferenza. Il concetto di entropia, molti di noi l'hanno studiato a scuola, è stato introdotto per la prima volta da Clausius e poi quasi un secolo dopo invece Shannon ne ha dato una definizione in teoria dell'informazione. Il concetto di entropia è stato portato poi in matematica per la prima volta da Kolmogorov e da Sinai, che era un suo allievo, in teoria ergodica, la tipica teoria dei sistemi dinamici, e quindi è stata definita un'entropia della misura. Imitando questa entropia, o meglio in relazione a questa entropia, è stata data poi una definizione di entropia topologica per i sistemi dinamici topologici. E infine, come ultima, da un punto di vista storico, è stata introdotta l'entropia algebrica. L'entropia algebrica è definita, qualunque cosa questo voglia dire, per endomorfismi di gruppi abeliani. Quindi io ora vorrei darvi un'idea, in un caso molto semplice, di cos'è questa entropia. Il caso più semplice è quello dell'entropia algebrica, perché prendiamo per esempio i numeri interi, questi li sappiamo tutti, l'insieme Z denota i numeri interi. I numeri interi sono i numeri naturali 0, 1, 2, 3, eccetera, e poi i loro opposti, meno 1, meno 2, meno 3. Gli endomorfismi di questo gruppo abeliano, cioè Z con la somma innanzitutto è un esempio semplice di gruppo abeliano. E gli endomorfismi di questo gruppo abeliano sono le moltiplicazioni per numeri interi, la moltiplicazione per 1, per 2, per 3, per meno 2, quindi anche questo insomma è chiaro. Allora si può calcolare che per esempio l'entropia della moltiplicazione per 2 è il logaritmo di 2. Quindi si pensa che il fatto che la moltiplicazione per 2 sposti l'1 in 2, il 2 in 4, il 3 in 6 e così via, crei del caos nel gruppo dei numeri interi, e quindi gli viene assegnato un numero, la sua entropia, che è positivo. Se invece moltiplichiamo per 10, l'entropia della moltiplicazione per 10 viene il logaritmo di 10, che è un po' più grande, quindi c'è l'idea che se spostiamo l'1 in 10 invece che in 2 c'è più entropia, si spostano di più i numeri interi. Dall'altra parte, se moltiplichiamo per 1 non succede niente, se moltiplichiamo un numero per 1 rimane quel numero, quindi non c'è caos in quel caso, e infatti l'entropia viene 0. Ovviamente questo è l'esempio più semplice che ho trovato. Poi la teoria dell'entropia, sia algebrica sia topologica, sia l'entropia della misura, è qualcosa di molto più profondo, se ne studiano le proprietà, esempi, anche quello che le ricadute, diciamo, su altre proprietà dei sistemi dinamici. Quindi questo è proprio un piccolo esempio, ma dietro ci sono centinaia di lavori, teoremi con lunghe dimostrazioni e quant'altro. E una parte che a me piace di questo ambito è quello dell'interazione, diciamo, tra le varie entropie, e anche con discipline che non fanno parte dei sistemi dinamici. Per esempio, l'entropia algebrica e topologica sono fortemente collegate tramite una teoria che si chiama dualità di Pontryagin. Anche l'entropia topologica con l'entropia metrica sono strettamente in relazione tramite il principio variazionale, ma uscendo quindi da questa teoria, per esempio il problema di Lemery in teoria dei numeri, che è un problema famoso in teoria dei numeri aperto dal 1929, può essere non risolto purtroppo, ma almeno espresso in termini di entropia.
quindi magari l'interazione delle due discipline può far fare dei passi avanti. Analogamente ci sono connessioni con la teoria della crescita dei gruppi finitamente generati, un tema in teoria geometrica dei gruppi, ed è una nozione introdotta da Milnor e poi studiata anche da Gromov e da molti altri, ma nomino questi due che sono matematici illustri e anche vincitori di medaglie Fields. Per arrivare, giusto dare un'altra connessione e un esempio molto così attuale di quello che sto facendo, con alcuni colleghi da qualche mese stiamo provando a calcolare questa entropia algebrica di alcuni endomorfismi di gruppi molto particolari che si chiamano linear cellular automate, che provengono dall'informatica. Quindi non sappiamo ancora se quello che facciamo noi possa essere di interesse poi per chi è introdotto e usa questi linear cellular automata, ma la ricerca di base è anche questo. Questa era la terza e ultima slide, ma visto che penso di avere ancora qualche minuto, aggiungo anche in riferimento a quello che ha detto la professoressa Branchesi, che anche per me, anche se in un ambito diverso, la ricerca è esplorazione. Nel nostro caso di matematici teorici non abbiamo strumenti se non carta e penna, ma comunque si tratta di un'esplorazione dentro il mondo astratto, perfetto, bellissimo della matematica. E anche nel nostro caso, ogni volta che si scopre qualcosa di nuovo, che si dimostra un nuovo teorema, nascono anche nuove domande. E di nuovo, riconducendomi a quanto detto dalla professoressa Branchesi, anche per me la ricerca è un fatto di collaborazione. Cioè è vero che esistono matematici che lavorano da soli, non è il mio caso, anche per me la ricerca è fatta in collaborazione. Noi abbiamo gruppi piccoli, di solito sono 2, 3, 4 persone, almeno nel mio caso, però l'interazione tra queste persone è fondamentale per trovare nuovi risultati, perché appunto le competenze sono diverse, ma a volte anche appunto il fatto che ci siano uomini e donne, visto che questo è il tema, è importante. Ma non solo le competenze, ma anche certi modi di vedere le cose possono essere diversi, e questa è una ricchezza. Purtroppo anche a me capita spesso di essere l'unica donna in questi gruppi di ricerca, e a volte anche nei convegni le donne a cui partecipo, le donne sono veramente poche. D'altra parte, nell'ambito puramente di ricerca non mi sono mai sentita discriminata o considerata diversa o non so, male, insomma, non mi sono mai sentita discriminata in quanto donna. Questo, ripeto, nell'ambito della ricerca. Poi al di fuori le difficoltà sono tangibili, ecco. Con questo concludo. Grazie.